Allora, salve a tutti, questo è un aggiornamento sulla situazione della Ogru Ursus. Visto che questa giornata sembra veramente molto frenetica, stamattina, come avete visto, c'è stata questa trasmissione di Rai 1 che ha raccontato ancora una volta questa vicenda della Gru Ursus e della Voce della Luna su storie italiane e come vi ho raccontato nel video che ho fatto poco fa, un'ora dopo c'è stata questa telefonata da parte del vice prefetto, il dottor Roccatagliata, il quale mi comunicava, mi anticipava in maniera abbastanza fumosa che ci potrebbe essere a breve un eventuale incontro con il ministro Patuanelli. E, e come vi ho detto nel video precedente, sapete che questa prefettura ormai ha perso qualsiasi credibilità ai miei occhi e agli occhi di chiunque ormai, perché abbiamo visto come è stata capace di gestire una situazione così delicata e drammatica come questa, e come sono stati capaci di farla precipitare, dove c'è appunto questo prefetto che è stato 43 giorni per fare una telefonata al sindaco, e dove c'era questo viceprefetto Roccatagliata che si riempiva sempre la bocca con questo mantra degli emigranti, venivano sempre prima gli emigranti di noi italiani, eccetera. E adesso mi comunica verbalmente, mi ha ritelefonato poco fa per la seconda volta per comunicarmi per telefono e verbalmente che ci sarà un incontro, anzi che il ministro Patuanelli sarà a Trieste sabato e che vorrebbe incontrarmi per fare una chiacchierata con me. Adesso io, cioè veramente, ma a voi sembra normale una roba del genere? A me sembra che veramente, cioè, siamo alla follia. Qua diventa ogni giorno sempre più surreale con questa gente qui. Ma questi qua pensano veramente che io scendo perché un Roccatagliata mi chiama per telefono e dirmi a parole che il prefetto vuole fare quattro chiacchiere, che il ministro Patuanelli vuole fare quattro chiacchiere con me. Ma siamo impazziti. Allora io ho detto: guardi, scusi, abbi pazienza, mi sembra come minimo per serietà istituzionale almeno due righe scritte a me e al mio avvocato intanto. Poi vorrei capire anche in che termini viene fatto questo incontro, per dire che cosa, per fare che cosa, insomma, cioè, vuol dire, un minimo di serietà, no? Voglio dire, dopo tutto quello che avete fatto. Niente, silenzio, zitto. Ha detto: io le devo comunicare questo, guardi. Lei è come se mi avesse comunicato l'aria fritta per telefono, perché sappiamo tutti che verbo volam, no? Allora io non è che scendo giù sulla base della sua parola, io, cioè, scendo giù se ci sono veramente cose concrete e soprattutto scritte, tutto scritto, no? E nero su bianco, non perché me lo dice il viceprefetto per telefono, c'ho mi, c'ho ti, quattro amici al bar, ma stiamo scherzando? Non so, veramente questo è il paese di Pulcinella, e cioè, queste dovrebbero essere istituzioni che dovrebbero dare l'esempio di serietà, di concretezza, di rigore, ma cioè, io sono veramente sempre più sconcertato. Io non so voi, però cioè, io di sicuro da qui, in questi termini, sicuro non scendo. Buona serata a tutti.